ragazze splendono come stelle cadenti in questa serata magica, sono tutte vincenti. Balla, balla, sotto le stelle, regine della notte, belle, ribelli con Ci hanno ospitato sia l'anno scorso che quest'anno e anche anni precedenti, se non sbaglio io non c'ero, quindi faccio riferimento a me. Quindi il nostro Luigi Livon lo ringrazio sentitamente per l'opportunità, per darci la possibilità di ovviamente sfilare, di essere qui al centro dell'attenzione, quindi grazie di cuore. Poi ringrazio anche tutti i nostri sponsor, la giuria presente che vi presenterò un pochino alla volta. Grazie a voi pubblico, fondamentali ovviamente per darci la carica giusta. Grazie al nostro mega DJ, finalmente è arrivato, eccolo qua in tutto il suo splendore, Andrea, eccolo qua. Poi ve li presento tutti quanti con calma. Sì, dai, che si parte con un applauso, che qua non sento. Forza, forza, oh là là, bene. Io sono la vostra Barbarella che vi terrà compagnia, spero il più a lungo possibile, tempo permettendo, ma anche sotto la pioggia io parlo lo stesso, come è successo l'anno scorso. Non temete, assolutamente, sono qui con voi. Possiamo partire in questa meravigliosa serata dedicata appunto alle donne e ovviamente le protagoniste sono le nostre miss, le nostre ragazze. E quindi sono già pronte, fremono, io le chiamo qui, ragazze, a voi! Votazioni disponibili, la quarta uscita non sarà in gara, ma abbiamo il piacere ovviamente di far sfilare le nostre ragazze con Little Prince, uno dei nostri sponsor, quindi farvi vedere le creazioni di questa meravigliosa artista che le veste e le ingioiella ovviamente. Allora ringrazio innanzitutto, parto da i fotografi qui presenti. Allora, Marco Monetti, eccolo là, finito il caffè? Buono, bene, siamo belli svegli? Ok. E il nostro Giuliano Marcato, una new entry, benvenuto tra di noi Giuliano, mi raccomando fai le foto bene. Ah, conto sul Photoshop. Non serve, siamo bellissime. Abbiamo i nostri videoblogger Marco Bonesi e Gidi Ferro Team, eccoli qua alla mia destra, con Giulio Orbinati e Beatrice Tomada, quindi che ringrazio perché ci mandano sempre in live e saremo famosi su tutti i canali social. Wow. Il nostro DJ, l'ho nominato prima, Andrea Zatti, eccolo qua, responsabile musica, voce, microfono, assistenza morale, tutto quel che ne viene. Ok? E la nostra giuria. La nostra giuria, da chi parto? Renato non è in giuria, però è lì, mi piace, lui mi fa da supporto, giustamente mi fa i segnali di fumo se qualcosa non va o se qualcosa devo aggiungere, dire o non dire. Ringraziamo Zago Olimpio, Comune di Campo Nogara, assessore all'edilizia pubblica, eccolo qui, presente tra di noi al centro, dietro i fiori, bellissimo quel posto, al centro dell'attenzione, il bello tra i fiori, eccolo lì, un super applausone. Abbiamo ancora Federico Martellato, titolare Pixel Viaggi, chissà dove ci manda quest'anno, dopo ci dirai le mete più gettonate quali sono. E poi Pic
Stefano, e qua mi metti in difficoltà perché qua siamo in incognita. Diciamo che, presa così molto alla larga, ha detto alla sicurezza, va bene? Che l'ho presa alla larga, così, sì, via. Il nostro Stefano ha detto, mi raccomando, fa finta de pomi, come si dice. Eccolo là. Abbiamo poi la nostra Calzavara Sara, titolare del Little Prince, ecco qua, nominata prima, ma l'avremo qui tra noi anche più tardi, a dirci due paroline sulle tue creazioni, che mi fa piacere, se no le dico io, insomma tu mi suggerisci. Ok, il nostro Andrea Dogà, ormai ovviamente una conferma, il nostro titolare del salone, Anna Di Calcrocci, che ci pettina, ci fa belle, siamo già belle, ma lui ancora di più, ci rende più belle. E a finire, no, tu che c'entri là in mezzo? Ah, infatti ho detto, mi sono persa un giurato. No, tu fai da supporto foto. Bene, mi fate gli scherzi. Allora, ricordo, compito della giuria, individuare la bella tra le belle, ovviamente coloro che indosseranno poi le fasce vincitrici, e colei soprattutto che indosserà la corona di Miss Women's Day 2026. E a tal proposito, spero che sia pronta, perché io questa sera non sono da sola, metti caso che mi venga un poco bene o perdo la voce, almeno ho una compagna di avventure. La vedo? C'è, è pronta. Allora, chiamo qui al mio fianco la Elisa Carestiato, nonché Miss Women's Day 2025. Un super applauso per lei. Eccola qua, Elisa. Facciamo i Ringo io e te questa sera. Com'è tutto sto sfoggio da bronzatura? Elisa è sempre impeccabile, veramente. Allora, come dicevo, non solo... Che è sta cosa? E mi fai gli scherzi pure tu. Ah, ste improvvisate? Aspetta che ci cuce. Che qua... Guarda, anche ho un buchino anch'io sul vestito, già che ci siamo. È il bello della diretta qua. Oh, basta, ci avevo preso gusto. Niente, ok, è andato, l'abbiamo perso. Elisa, allora, io intanto elenco un attimino gli sponsor, perché bisogna ringraziare doverosamente anche loro. Quindi BF Stone di Fossò, Fioreria Luccarda di Oriago, Gioielleria Gimio di Camponogara, il salone parrucchieri Anna Di Calcrocci, Pixel Viaggi e Little Prince. Quindi sono gli sponsor che ci faranno compagnia per tutta la serata e che ringraziamo sentitamente, perché sono sempre con noi, sempre al nostro fianco. Elisa, che diciamo? Cosa facciamo? Dai, dici qualcosa di te intanto, perché io ho detto Elisa Miss Woman Day 2025, però cioè siamo molto di più noi. Aspetta, ho sentito un nome a me conosciuto. Perché dovete sapere, allora, che noi ci siamo accoppiate così casualmente, ma in realtà io sono farmacista, in primis, e poi mi sono trovata al mio fianco un aiutante che studia farmacia. Oh, non è un caso questo, vedi? Il destino ci ha voluto così. Quindi siete su una botte di ferro. Tra me e Elisa non vi preoccupate, se vi viene un poco bene noi siamo qui pronti con la valigetta sotto mano. Vai, ti ho interrotto, scusa, ma andava fatta una breve parentesi. Bene. Allora, è giusto fare anche una premessa sul tema del perché sì, siamo qui, d'accordo, violenza per le donne, sulle donne. La cosa fondamentale è che siamo in tema di calcio, di mondiali. Avete visto che ovviamente, anzi lo vedrete forse anche meglio dopo, le ragazze porteranno delle maglie a tema, in quanto il calcio è molto più di uno sport, è passione, è determinazione, spirito di squadra, orgoglio per i colori che si indossano in occasione dei mondiali 2026, dove l'Italia non c'è, vabbè, pazienza.
E in questo campo si celebra ovviamente il talento, la forza del calcio femminile, questo è il tema. Vi invitiamo quindi a vivere un momento di sport con noi e di stile che si incrociano in questa serata. Accogliamo ora ovviamente tra passione, grinta e orgoglio una sfilata ispirata proprio a quello, Elisa, quindi il tema ovviamente c'è, l'avete visto prima. Con che cosa partiamo? Vediamo. Allora, l'uscita a tema, lo ricordo, è in premiazione, quindi i giurati pronti con la penna a dare ovviamente le votazioni, lo ricordiamo, e iniziamo ovviamente con la lista delle nostre ragazze. Noi siamo pronti, presumo, datemi un segnale. Chiara? Brava, ci siamo, sì, ottimo. Io aspetto sempre l'ok di lei perché se no Chiara qua... Eccola là, meno male che c'è Chiara. La ringrazio, anzi, Chiara Tincanato che cura ovviamente tutto il davanti, il retro, lì in mezzo, veramente si dà un gran da fare. Quindi oltre alla stoffa del papà c'è anche molto di più, senza nulla togliere a Renato, però insomma è largo ai giovani, dai, forza e coraggio. Ok Elisa, noi siamo pronti, proponiamoci, spostiamo un pochino di qua così lasciamo spazio alle nostre ragazze per la sfilata. La conosco questa canzone, dai che li accogliamo! Attraverseremo tempeste, supereremo montagne. Con te al mio fianco non ho mai paura del domani. Tu sei il vento della libertà, il battito del mio cuore. Barbara, nel tuo mondo voglio perdermi senza mai tornare. Il tuo spirito ci stringe. Il tuo spirito ci stringe. With eyes like stars in the sky, I lose myself in your sweet, sincere gaze. Every smile of yours brightens my day. You are the perfect melody, my beloved symphony. Juicy, you're my dream come true. In your embrace I find my refuge, my springtime view. Juicy, enchanted beauty. Every moment with you, a feeling so new. Your gentle words are music to my ears. Together we can face all our fears. Every step you take leaves a mark on my heart. Juicy, with you I experience true love's art. Juicy, you're my dream come true. In your embrace
feeling so new. Juicy, you are my clear sky. With you every day's an adventure, a journey that flies. Our love shines like a star without end. Juicy, you are my life, my eternal friend. Juicy, Juicy, you're my dream come true. In your embrace I find my refuge, my springtime view. Juicy, Juicy, enchanted beauty. Every moment with you, a feeling so new. There's a star in the sky, it shines just for you. Barbara, your smile echoes like thunder breaking through. You walk with purpose, the sun in your eyes. Your strength's a wave, overwhelming all it ties. Barbara, oh Barbara, you're the fire burning in this endless night. Barbara, oh Barbara, your rock light leads us, your spirit holds us tight. Your words are a song, a harmony of rebellion. In this crazy world, you're my inspiration. With a guitar in hand and an untamed soul, Barbara, your name resounds, fierce and whole. Barbara, oh Barbara, you're the fire burning in this endless night. Barbara, oh Barbara, your rock light leads us, your spirit holds us tight. We'll cross storms, climb every mountain, with you by my side. I fear no tomorrow's fountain. You're the whirlwind of freedom, the beat of my heart. Barbara, in your
Queste erano le nostre 12 miss in gara, quindi un grossissimo applauso, le ringraziamo, diamo il tempo loro di cambiarsi perché tra pochissimo ci sarà la seconda uscita in abito elegante. Elisa, prendiamo posto, noi andiamo al centro perché è giusto che anche noi due siamo qua ammirate in quanto donne, rappresentanza di bellezza e modestia, ragazzi, e di simpatia. Eccolo là il nostro fotografo Cic Cic. Allora, io ho visto nelle retrovie dei signorotti là che adesso fanno finta dei pomi, come si dice, molto interessati, ma molto interessati. Sì, sto parlando di voi. Ciao ciao, grazie per essere qui con noi. Adesso ce n'è ancora, tranquilli, che non abbiamo finito. Nel mentre voglio ringraziare anche la mia ala destra di giovani. Dove sono finiti? Erano qua fino a prima che li ho visti. Grazie a voi ragazzi, perché viva i giovani, siete qua a tenermi compagnia e supporto, quindi grazie per esserci. Tanto è stata al fresco questa sera, non soffrite neanche più di tanto, vedi? E io mi auguro che il nostro Luigi abbia parlato con lassù, che la serata resista così, perché veramente è il clima ideale. Ci siamo. Allora, io aspetto sempre un segnale poi da Chiara per dare il via ovviamente alla seconda sfilata in gara, lo ricordo. Nel mentre, visto che non l'ho ancora sentito, e io sono abituata sempre a sentirlo, il mio Renatino, dici qualcosa. Intanto buonasera a tutti, benvenuti anche per il 2026 e in primis ringrazio subito Gigi che ci vuole per il quarto anno di fila e naturalmente ringrazio anche il comune di Campologara per ospitarci così in questo bel contesto. Grazie Campologara, grazie e portate il nostro ringraziamento anche al sindaco. È qui, grazie sindaco! Un applauso al sindaco che se lo merita tutto. Era in incognita anche il sindaco, ok. Sindaco, l'aspetto sempre per piantare quell'albero a novembre. Non importa, io butto sempre. Bocca sarà? Ciappa mosche. No, bussati davanti. Non ci sono i bussati. Qua sì, te ne mandiamo un poco di noi. Va bene. Detto questo, abbiamo raccolto questo invito per parlare naturalmente di bellezza, naturalmente di sport, perché di sport parleremo anche questa sera, ma naturalmente facendolo con chi? Con le ragazze. Perché? Perché le vedrete vestite così, con i jeans corti, le vedrete in costume, a volte le vedrete con il body, le vedrete vestite all'ultima moda, le vedrete in elegantissimo e io trovo che una donna debba, e assolutamente debba, lo sottolineo, poter andare in giro come caspita vuole vestita, senza per questo essere violentata, senza per questo essere stuprata, senza per questo essere presa di mira, fatto il body shift, insomma basta, è ora di finirla. Quindi noi da qui, da questo palco, anche se noi facciamo il concorso di bellezza, a tanti non va bene perché ho visto anche tanti commenti che dicono ma con il concorso di bellezza non si può dire fare battaglia contro la violenza sulle donne. E chi l'ha detto? Noi diciamo basta proprio così, sfilando e dicendo proprio basta alla violenza sulle donne. E proprio questo mi riallaccio per ricordare che la lotta contro la violenza ovviamente sulle donne è un'importante sfida sociale che richiede impegno collettivo, quindi da parte di tutti mi raccomando, ogni forma di violenza che sia fisica, psicologica o economica mina ovviamente la dignità e i diritti delle donne, quindi proviamoci ad andare avanti una cultura nel rispetto e nell'uguaglianza facendoci sentire, quindi qua voglio un grosso applauso, forza donne! E DJ, allora tu hai pompato musica fino adesso che quella del condominio laggiù ha detto sembra adesso in discoteca qua, vedo, chiedo pardon ma qui il ragazzo è lanciato, quindi stasera gli abbiamo chiesto noi ovviamente di darci il ritmo, di darci musica perché così ci vuole, vedo un lampo ma facciamo finta di niente, tranquillo tu sei solo all'aperto, non succede niente, abbiamo un ombrellone in caso qua per coprire tutto, certo.
bene, bene, bene. Allora, vediamo, la Chiara mi dice sì, quindi lo ricordo adesso, seconda uscita in abito elegante, quindi vi rigustate l'occhio, sempre con votazione. Vai. Le chitarre cantano forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione, serena sei pura vibrazione. Baila, baila senza paura, questo momento durerà per sempre, l'amore danza nel tuo sorriso, felice anniversario. C'è un nome che canta nel vento, un sorriso che dipinge il firmamento. Carla, ogni passo che fai porta bellezza nei miei sogni. Sei la luce che illumina il mattino, il fiore che cresce vicino al cammino. Carla, nei tuoi occhi c'è il mare, un mondo intero da raccontare. Sulle tue spalle si posa la sera come un velo di stelle, dolce e sincera. Carla, il tuo cuore è poesia, un motivo che mai va via. Sei la luce che illumina il mattino, il fiore che cresce vicino al cammino. Carla, nei tuoi occhi c'è il mare, un mondo intero da raccontare. Non c'è tramonto che possa oscurare il tuo spirito che continua a brillare. Carla, sei un dono speciale, una storia che mai può finire. Ogni giorno che passa ti porta qui, nel cuore di chi ti ama, vivi così. Carla, la tua luce è senza tempo, un bellezza che il cielo serba dentro.
cielo d'estate, una stella è caduta. 14 luglio, notte infinita, le strade deserte, la luna sussurra, ricordi lontani che tornano a galla. 14 luglio, una data che resta, dolce e amaro, sapore di una festa, lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore. Si spengono, il vento ci avvolge, un bacio rubato, le mani si sciolgono, il tempo si ferma, il cuore si spezza, ma il ricordo rimane, non scompare mai. 14 luglio, una data che resta, dolce e amaro, sapore di una festa, lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore. E ora che il tempo ha portato via il sogno, resto qui a pensare, sotto lo stesso cielo. La notte ci guarda, ci sorride, ci abbraccia. 14 luglio, la memoria non si spezza. 14 luglio, una data che resta, dolce e amaro, sapore di una festa, lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore, nel cielo d'estate. Una stella è caduta, 14 luglio, notte infinita, ricordi lontani, il cuore si colora di un dolce amaro che mai si scolora. Nel buio inseguo le ombre nel parco, echi solitari nella mia testa, ballo come un morto che cammina. Gli stivali calpestano il terreno così freddo, occhi chiusi sto diventando audace, bagliore di neon nella notte, non riesco a sfuggire alla luce accecante. Notte contorta e luce frenetica, ballando già fino al mattino luminoso. Gira la ruota dei sogni infuocati, fai a pezzi le urla silenziose. Capelli in testa, dimostra che non ho tempo da perdere. Il sudore gocciola dal tono febbrile, ogni mossa è un glitch perfetto. Guardo la luna ridendo forte, ho perso la testa tra la folla, le dita schioccano
Ho perso tutto, niente da nascondere. Notte contorta e luce frenetica, ballando oggi fino al mattino luminoso. Gira la ruota dei sogni infuocati, sogni. Fa pezzi le urla silenziose. Lascia canali di venezia, il cuore mio si Ora perde. il vostro momento. Ci spostiamo, Elisa, un po', facciamo un po' di slalom, via. Ecco qua, prendiamo posizione diversa, perché c'è una sorpresina, ovvero un momento un po' particolare. Si parlava prima di ragazze, non solo bellezza, ma cuore, testa, quindi c'è veramente di tutto in ognuna di loro. Tantissime qualità che vanno esposte, noi abbiamo il piacere anche di farvele sentire, di ascoltare la loro voce e quel che hanno da dire proprio in tema di donne. Faccio una breve introduzione io per poi passare parola ad Elisa, che anche lei ovviamente giustamente deve dire qualcosa, e poi avrò il piacere, e qua, va che paura, di farvi parlare, perché loro sono timide, ma è giusto sentirle. Ragazze, e va così stasera. Allora, la bellezza, questo è un tema che ci tocca. La bellezza più autentica non si misura soltanto nell'eleganza in un abito da sera o nel fascino di un sorriso, ma anche nella forza, nel coraggio e nella dignità di ogni donna. Questa sera la passerella diventa quindi un luogo di riflessione oltre che di spettacolo per ricordare il tema che riguarda tutte noi, la lotta contro la violenza sulle donne. Attraverso questa sfilata vogliamo quindi dare voce e un messaggio di rispetto, di libertà e di speranza, perché nessuna debba mai dico, vivere nella paura e ogni donna possa così esprimersi al meglio e sentirsi libera. Accogliamo quindi ora il messaggio che Elisa deve dirci. Buonasera a tutti, io sono Elisa Carestiato e sono Miss Woman Day 2025. Questa sera cederò il titolo ad un'altra splendida ragazza e quindi mi è stato chiesto di dire parole. A settembre dell'anno scorso sono stata incoronata Miss Woman Day. Per me è stata un'emozione fortissima. Non ho sentito solo una grandissima felicità, soddisfazione e orgoglio. Nel momento in cui ho veramente percepito questa corona sulla mia testa, infatti, hanno iniziato a prevaricare tante altre emozioni. Prima di tutto ho sentito principalmente un grande senso di responsabilità, perché ora non rappresentavo un territorio, una regione, un paese, come possono essere ad esempio una Miss Veneto o Miss Italia. Ero consapevole di rappresentare qualcosa di più grande, qualcosa di sconfinato. Una lotta che purtroppo non è circoscritta a pochi luoghi, ma è disseminata in ogni dove. In quel momento dovevo essere infatti colei che rappresentava un primo barlume di speranza nel sconfiggere per sempre la violenza contro le donne. Subito dopo ho pensato che tutto ciò che stavo provando in quel momento non era la prima volta che lo sentivo dentro di me. Emozioni simili le ho provate quando, 2 anni prima, ero stata incoronata Miss Fossò, sempre durante una selezione di Miss Riviera del Brenta. Era aprile 2024. Come ben sapete, quindi, solo pochi mesi dopo che proprio in quel paese si era consumata la tragedia di cui noi tutti siamo a conoscenza, l'assassinio di Giulia Cecchettin. All'epoca avevo 18 anni. Era nei miei primi concorsi di bellezza. In quel momento ho provato lo stesso identico senso di responsabilità di cui vi parlavo prima. Ho quindi capito che questi 2 titoli sono stati assegnati a me, anche se a distanza di quasi 2 anni, forse non per una coincidenza. In entrambe queste situazioni il mio ruolo non era solo quello di rappresentare una bellezza esteriore, perché guardatevi intorno, noi tutte abbiamo una bellezza unica e indescrivibile. Io ero stata scelta per portare luce e speranza in una comunità come era quella di Fossò, devastata da una tragedia simile. Perché pensandoci bene, alla fine Giulia era una ragazza esattamente come noi, come me. Lei aveva solo 20 anni, come me ora. Era iscritta all'università, come lo sono io.
Aveva tanti bei sogni, come li ho io e come li abbiamo tutte. Era indubbiamente bellissima, era solare. Ha solo avuto la sfortuna di incontrare il suo assassino, colui che non aveva il diritto di interrompere una vita così piena, così luminosa, così giovane. Ma io credo che il fatto che sono qui, oggi, viva e vegeta, senza che nessuno mi abbia mai torto un capello, non debba basarsi solo sulla fortuna che ho avuto di non aver incontrato un uomo che voleva farmi del male. Non dovrebbe essere un privilegio riservato a poche, perché l'essere vive o morte non deve basarsi sulla casualità, sulla fortuna, perché non dovremmo neanche correre il rischio di incontrare una persona così orribile come purtroppo è successo a Giulia. So benissimo che estirpare questa violenza è un processo lungo e che di sicuro non si risolverà questa sera, perché anche se noi siamo tante e determinate, non siamo onnipotenti, ma siamo combattive. Noi siamo abbastanza da fare un primo piccolo gesto per far sì che il mondo si scaturisca e che di come Giulia e come tante altre donne non ce ne siano più. Noi come Miss non siamo solo ragazze che sfilano in passerella con tacchi e bei vestiti, siamo un esempio che noi abbiamo appreso prima anche da persone come Renato, come Chiara, come Deborah, come Stefano, che ci hanno guidato in questi anni, insegnandoci che la vera bellezza è nella gentilezza. Perché vi assicuro che non mi sono mai sentita più bella come quando ho consegnato i regalini di Natale a dei bambini malati di cancro, quando ho giocato con dei cuccioli che erano stati abbandonati e salvati poi da un rifugio, come quando con un sorriso ho ricambiato il saluto delle bambine che mi guardavano e credevano che fossi una principessa durante le varie manifestazioni a cui abbiamo partecipato, come quando ho fatto un bellissimo disegno con dei bambini speciali del gruppo Famiglia Abilità, e potrei andare avanti all'infinito. Grazie Miss Riviera del Brenta per avermi conosciuta come una ragazzina un po' impaurita quel giorno a Miss Fossò, e adesso mi sta accompagnando nel diventare una donna ogni giorno migliore. Questa sera celebriamo la bellezza e la forza di tutte le donne, delle Miss, che sono qui a sfilare con il sogno di indossare questa corona, delle mamme, che le guardano con gli occhi lucidi e pieni di orgoglio, delle sorelle, che sono qui a sostenerle e dare loro la carica, delle amiche, sempre pronte nel momento del bisogno. Auguro a tutte le donne di amarsi e di scegliersi sempre, di scegliere con chi stare, chi amare, senza pensare di essere egoiste, perché nessuna di noi merita di essere neanche sfiorata solo perché dice un no. Questa sera noi tutte dovremmo indossare una corona, perché c'è una regina in ognuna di noi. Grazie a tutti, la vostra Miss. Direi formidabile, ci ha commosso Elisa, brava, brava davvero. Un abbraccione perché se lo merita. La nostra Miss Woman Day del 2025. Grazie Elisa del tuo intervento. E ragazze, siete pronte a dire qualcosina? Ci disponiamo intanto così, perché sennò facciamo chilometri ed Elisa. Dai, ci avviciniamo un pochino. Allora, Elisa tu resti qua, io vado di là, ci invertiamo i ruoli. Chi parte? Chi vuole partire? Scelgo a caso. Eccola, voilà. Cosa hai già dirci? Allora, intanto vogliamo sapere chi sei, nome, cognome, numero e il tuo pensiero. Buonasera a tutti, sono Gioia Biondo, il numero è il 9. Ho un piccolo pensiero che volevo dire. Innanzitutto la bellezza e la moda sono da sempre forme di libertà e di espressione, ma la vera bellezza non può fiorire dove c'è la paura. Rompere il silenzio oggi significa dare voce a chi è stata privata della propria libertà di esistere. Non è una ferita della donna, ma una ferita di tutta la società. Non vogliamo essere chiamate vittime da proteggere, ma persone da rispettare. La violenza si sconfigge quando ogni donna è libera di scegliere il proprio destino senza paura. La violenza si può combattere prima che nasca, nelle parole che usiamo ogni giorno, nelle scuole e nell'educazione. Non basta proteggere le donne domani, bisogna educare gli uomini oggi. E così, uniti in una cultura del rispetto, potremmo sfilare verso un futuro in cui nessuno debba più nascondersi. Bravissima! Grazie, grazie della tua dedica, del tuo pensiero. Vai Elisa! Tanto dovete parlare tutta, quindi mettetevela via. Avanti il prossimo. Elisa, vai, scegli tu.
la numero 10. Buonasera a tutti, io sono Marzara Aurora e sono la numero 10. Io volevo dirvi un pensiero piccolo ma molto significativo. Se un uomo lascia libera una donna, ha già insegnato come restare. No alla violenza sulle donne. L'amore non uccide, non possiede, l'amore fortifica e rende felici. Brava, bravissima. Grazie anche del tuo pensiero. E andiamo avanti. E sei davanti per forza di cose. Vai. Mi chiamo Nicole, sono il numero 11. Una donna non è di nessuno, è libera. La violenza nasce quando qualcuno confonde amore per possesso. Dire no alla violenza significa ricordare che il rispetto non si negozia. Bravissima. Allora, lei è vestita di verde, il bigliettino scritto in verde. Verde è il tuo colore, mi pare di capire. Verde speranza, verde porta fortuna. Grazie anche del tuo pensiero. Vai Elisa. Vedere due signori così davanti, noi dietro. Buonasera a tutti, io sono Jessica, numero 12. Nessuna merita di subire violenza. Per cambiare le cose bisogna educare al rispetto fin da ragazzi, imparando a gestire le emozioni senza fare del male. Se vedi comportamenti sbagliati, non restare zitto. Parlare è il primo passo per fermare la violenza. Grazie mille Jessica. Bravissima. Eccoci qua. Andiamo in ordine, se no poi mi confondo. Buonasera a tutti, sono Gioia Cavallari, sono la numero 7. Allora, la violenza sulle donne è fatta di parole che feriscono di paura, di controllo e anche di silenzi. Nessuna donna dovrebbe vivere con il timore di essere giudicata, umiliata o anche aggredita. Il rispetto è la base di ogni rapporto, l'amore non fa male, non obbliga e non toglie la libertà. Chi ama davvero protegge, ascolta e rispetta. Ognuno di noi può fare la differenza, scegliendo il rispetto, denunciando le ingiustizie e non restando mai indifferente. Una donna non chiede privilegi, chiede soltanto di vivere senza paura. E affinché anche una sola donna avrà paura, nessuno di noi potrà dire di vivere una società davvero libera. Bravissima, bravissima, grazie anche a te del pensiero. Ascoltiamo la prossima Miss. Buonasera, sono Paggio Ligede, sono la numero 8. In questo momento vi sta parlando una ragazza che purtroppo ha subito violenza sia fisica ma anche psicologica da un ragazzo che pensava di amare ma dove alla fine si è dimostrato un falso e pesante lavaggio del cervello. Oggi sono qui per dire a tutte quelle ragazze che stanno affrontando queste violenze di parlarne con qualcuno, di lasciare andare quel ragazzo che vi sta facendo questo e di denunciare, perché troppe volte il femminicidio accade perché non si denuncia, non si parla o altre volte perché non si riceve l'aiuto necessario da persone che lavorano nelle forze dell'ordine, osservano e non intervengono. Oggi sono qui per dirvi di non farvi del male, come ho fatto io con me stessa, di non tentare gesti estremi come ho tentato io per porre fine a qualcosa che si pensa sia infinito, ma che si può finire anche in quell'istante. Per questo oggi voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state a fianco, i miei genitori, i miei parenti, la mia terapeuta, i miei amici e in particolare 2 persone. Il ragazzo con il quale sto da quasi 5 mesi, ma che in poco tempo mi ha aiutata a ritrovare la felicità che credevo ormai perduta con qualcuno e l'amore che non ho mai assaporato fino in fondo da qualcuno che non fosse dei miei cari. La seconda persona è mia madre, senza la quale io molto probabilmente non sarei qui e che ringrazio infinitamente per tutto quello che sta facendo per me e che farà per sempre. Grazie anche di questo meraviglioso pensiero. A te. Ciao, io sono Anna Ferraro e sono la numero 1. Per me la violenza sulle donne è un problema molto grave, che deve smettere di esistere. Nessuno ha il diritto di fare del male a una donna, né fisicamente né mentalmente. Ogni donna merita rispetto e libertà. L'amore non significa controllo o paura, l'importante è aiutare chi subisce violenza e non giudicarlo. Anche noi ragazzi adulti possiamo fare la nostra parte, dicendo sempre no alla violenza, solo così possiamo costruire una società migliore. Vai Elisa, grazie anche a te del pensiero. Ascoltiamo il messaggio di Atena. Buonasera a tutti, sono Atena e sono la numero 2. Alzare le mani su una donna significa solo distruggere la propria umanità.
Dietro quella paura c'era solo una persona che voleva essere amata. La violenza non è forza, è solo un vuoto che uccide l'amore. Grazie. Grazie a te. Buonasera, io sono Alessandra Subiatis e sono la numero 3. Essere donna non dovrebbe far paura, eppure troppe volte fa male. La violenza non dovrebbe più esistere, eppure è ancora una realtà che ci riguarda tante donne. Oltre alla violenza fisica, anche le parole possono ferire, manipolare, controllare e minacciare, distruggendo una persona poco alla volta. Penso che il rispetto debba essere la base di ogni rapporto e nessuno dovrebbe sentirsi superiore a un'altra persona o credere di poter decidere sulla sua vita. Amare significa sostenere, ascoltare e lasciare vivere, non possedere. L'educazione al rispetto dovrebbe iniziare fin da piccoli, perché solo cambiando la mentalità delle nuove generazioni si può sperare in un futuro migliore. Oggi cammino per me, per noi e per chi non può più, perché il mio passo ricordi che rispettare è l'unica bellezza di vita. Bene, bravissima, grazie anche a te. Buonasera a tutti, io mi chiamo Sofia Tuffarina e sono la numero 4. Le mani si usano per accarezzare, non per fare del male. Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Un piccolo pensiero che vale tanto. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Emma Materazzo e sono la numero 5. Ogni volta che una donna muore per mano di un uomo ci sentiamo svuotate, annientate e impotenti e questa cosa non può continuare. Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto e non il mascara. Grazie al pensiero anche a te. E chiudiamo. Vai. Buonasera a tutti, io sono Giovanna. La violenza non è un gesto d'amore, non è stanchezza, gelosia o rabbia. È la scelta che ha ogni conseguenza. Chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio. Parlare è il primo passo per spezzare il silenzio. Le donne meritano rispetto, voce e libertà. E ringraziamo veramente tutte queste ragazze, avete avuto modo di sentirle, quindi appunto non solo corpo, non solo bellezza, ma tanto tanto cuore, tanta solidarietà verso tutte tra di noi e soprattutto tanto animo. Passo la parola un secondino al nostro Renato, che a tal proposito ci dice qualcosina. Intanto prendiamo tempo perché ovviamente ci sarà poi la terza sfilata, quindi diamo tempo alle nostre ragazze di cambiarsi. Allora, intanto grazie Elisa, veramente toccante il tuo intervento. Due sono le parole che mi sono un po' rimaste nella testa dopo tutti i vari passaggi delle ragazze. Innanzitutto che non mi vengano a dire che chi fa i concorsi di bellezza sono ragazze vuote, perché lo picchio. Quindi io farei un applauso grande come una casa a tutte queste ragazze qua, ma veramente se lo meritano tutte. La prima parola è rispetto, tutte l'hanno detto, quindi dobbiamo lavorare proprio sul rispetto. Rispetto per noi stessi in primis e poi proprio per le donne. Se pensiamo che la persona che ci mette al mondo e che è nostra madre è una donna e poi quella stessa nostra madre potrebbe essere picchiata, potrebbe essere violentata, questo non va bene. Quindi pensiamoci, rispetto ragazzi, rispetto per tutti, specialmente proprio per le donne. La seconda cosa, sicurezza. Poi mi allaccio proprio a una bella, ho sentito verso la fine, ogni donna merita un ragazzo, un uomo che le rovini il rossetto e non il mascara, mi è piaciuta. Quindi baciatele le donne, ma non picchiatele. E poi, mi raccomando, se vedete questo gesto in giro, il pollice dentro la mano che va chiusa da parte di una donna, sappiate che è una richiesta d'aiuto, aiutatela immediatamente, perché lei non può
fare niente che far questo. Questo è il gesto, mi raccomando, provate a farlo tutti, provate. È il pollice che si nasconde dentro la mano. Questo vuol dire aiuto, sono in pericolo, aiutatemi. Va bene? Mi raccomando, grazie. Grazie a te Renato. Allora abbiamo una sorpresa, sono arrivate finalmente. Questa sera le attendevamo con ansia, le nostre ballerine che ci tengono sempre compagnia ad ogni puntata, ad ogni data. Sono proprio loro, eccole qua. Le cogliamo con un applauso. Loro fanno parte della scuola di danza Dance and Activity della maestra coreografa Veronica Volpato, a cura anche del dottor Davide Turrin. Loro si dilettano in un sacco di campi, fanno un sacco di coreografie. Veronica, la loro insegnante, è una coreografa, produttrice televisiva, ballerina professionista in Italia e all'estero. Recentemente questa scuola di danza è stata riconosciuta come eccellenza veneta presso la Regione Veneto. Ed è qui che voglio un applauso e lascio spazio ad esporsi, a farsi vedere a queste due meravigliose donne della scuola di danza Dance and Activity. Siamo stelle, siamo il futuro, in questa sfilata tutto è puro. Nella vita io cerco il tuo sguardo, un'emozione che non passa mai. È come un'onda che sfiora il mio cuore, un battito che non dimenticherò. Le parole non servono più, il tuo respiro mi porta via. Questa melodia è per te, un canto d'amore che non finirà mai. Un'emozione per sempre, che vive dentro di me, come un soffio di vento che non si ferma mai. E quando penso a te, sento il mare dentro me, un'emozione per sempre, che mi trascina con sé. Il tempo non spegne il ricordo di quei giorni passati con te. Ogni istante, ogni attimo resta vivo, non svanirà. Le stelle brillano ancora nel cielo sopra di noi. Questa canzone è l'inno. Brave, bravissime ragazzi, non scappate, venite qua. Venite qua, giù con me. Eccole qua. Perché io intanto voglio un altro applauso. No, voglio sapere i vostri nomi, giustamente, perché siete bravissime, bellissime ed è meritata anche è meritato questo momento ovviamente speciale anche per voi. Vanessa, Matilde e Luna. Chi mi spiega un po' cosa avete ballato? Poi un po'. È stata una coreografia di Moderno, Piccola Anima, che quindi rappresenta un po' le emozioni, possiamo dire, di tutti quanti, e anche penso sia proprio a tema con questa serata. Le emozioni di ogni donna, ecco. Bello, bravissima, l'abbiamo percepito. Non pensare di non dire niente tu, eh? No, visto che la maestra questa sera non c'è, dici tu un pochino, la vostra scuola cosa fa? Allora, la nostra scuola fa vari corsi, belly dance, danza moderna, Bollywood, reggaeton e danza classica. Ci insegnano tutti questi stili, facciamo tante esibizioni grazie anche alla nostra maestra. Fatalità, oggi abbiamo fatto anche il nostro saggio dopo tanto tempo e poi siamo venute qua, quindi una scuola molto attiva sia nella parte di danza ma anche grazie al nostro appunto coach Davide Turrin che ci allena per tutte queste esibizioni. Quindi. E vi mette sotto per bene, perché loro sono super impegnate sempre. Infatti
per essere qui veramente fanno gli straordinari, come si suol dire. Quindi veramente grazie e complimenti anche a tutta la vostra scuola di musica, alle vostre colleghe ed amiche. Grazie a voi per essere state qui con noi questa sera. Non so se dovete scappare a casa a riposarvi o se vi fermate fino alla fine. Ah, benissimo, allora io sono contenta, però vi ho fatto parlare subito che qua non si sa mai. Comunque grazie infinitamente davvero ragazze, siete carinissime, brave, bravissime. Eccole qui, Dance and Activity, lo ricordiamo, la nostra scuola di danza. Bene, allora Renato, noi siamo bravi perché siamo nei tempi, giusto? Siamo super puntuali se non sbaglio e le nostre ragazze sono anche già pronte per la terza uscita, in votazione ancora. Volevo fare un piccolo appunto che prima non ho fatto. Riguardo le fasce, allora c'è chi di queste ragazze ha già conquistato una fascia, di conseguenza questa sera gareggia solo ed unicamente per ovviamente il primo posto. Questo non è scontato, è bene dirlo. C'è chi invece comunque si aggiungerà comunque una prima fascia, quindi noi queste ragazze le valorizziamo dalla prima all'ultima perché se lo meritano. Ok Elisa, noi ci risiamo, il nostro DJ è pronto, eccolo qua, dai, vai, dacci la carica giusta, Andrea. E siamo pronte con la terza uscita, la terza sfilata di color rosso. del 79,
giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce, incontro a lei un sorriso e un battito mancato. Oh, quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo, sotto la luna, i nostri cuori in sincronia. Un amore giovane che ci faceva volare. Passeggiate lungo la riva del mare, le onde che ci accarezzavano i piedi, risate e sguardi che dicevano tutto, un sentimento che non dimenticherò mai. E adesso ve le chiamo io in ordine. La numero 4, Sofia Toffanin, 14 anni da Fossò. Il mondo era nostro. È il momento della numero 6, Giada Fantun, 14 anni di Campo Nogara. Il vento tra i capelli, la libertà negli occhi, pomeriggi a guardare il tramonto sul mare, con il cuore che batteva, non volevo più andare via. Oh, quelle notti estive, con le stelle che brillavano nel cielo, sotto la luna, i nostri cuori in sincronia. Un amore giovane che ci faceva volare. Estate del 70 Mave, un sogno che non muore mai. Nel cuore quel ragazzo. Anche questo meraviglioso trio. Prossime 3 che si preparano. Una storia che rimarrà per sempre nel tempo.
Apprezzateci bene, fatevi tutti i conteggi. Renato, vuoi ancora? Ma ci hai preso gusto tu? Ah, un'ultima cosa. Veloce, perché abbiamo poco tempo, mi raccomando. Allora intanto non ne abbiamo di tempo, perché chiamo Gigi perché iniziamo un attimo a estrarre qualche numero. Ma nel frattempo, visto che è ancora qui il nostro sindaco, il sindaco Fusato è qui? È andato via il sindaco? Allora se viene qua, no Gigi, ci vuole la voce femminile, Renato. Convoco il nostro sindaco, gentilissimo sindaco, che si è gustato l'occhio fino adesso, si sta magari bevendo un caffè, gli diamo il tempo per raggiungerci. Intanto passiamo parola a chi ci ospita. Vai Gigetto. Vabbè, ti ringrazio, grazie Renato, grazie alla bellissima presentatrice Barbara. Il mio nome, com'è sta storia? Che purtroppo ho una memoria corta. Eri emozionato? Sì, certo. Allora, finalmente abbiamo qua anche il sindaco di Camponogara che ringrazio per la presenza, ma ringrazio soprattutto tutti voi che siete qua questa sera. Ringrazio Renato di nuovo, ringrazio tutti gli sponsor, Gimio, BF Stone, Formenton e tutti presenti. Allora adesso faccio un momento istituzionale, intanto accogliamo con un bel applauso il sindaco Fusato. Grazie agli organizzatori, grazie per la presenza, grazie per la ripetizione di questa meravigliosa manifestazione. Vedo che ha preso piede, vedo che i concorrenti sono sempre più belle, sempre più gradite e soprattutto gli organizzatori stanno sempre da fare. Vuol dire che è riuscito come iniziativa. Il nostro amico qua, Renato, voleva fare una proposta che mi sento di cogliere favorevolmente a nome di tutti i cittadini e che è quella di piantare un albero qua a Camponogara. A novembre vi aspettiamo, individueremo il posto insieme magari se è un attimo e poi daremo corso anche a quella bellissima iniziativa. Va bene? Grazie mille, allora promesso dal sindaco il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sarà piantato il 6° albero qui in Riviera del Brenta, lo pianteremo proprio qui a Camponogara nel territorio individuato. Grazie allora signor sindaco, se volete sapere che io bene o male li conosco tutti i sindaci della di Riviera del Brenta, però mi sento di dire una cosa, auguro a tutti i paesi almeno un decennio che abbiano un sindaco come Fusato, ve lo meritate, grazie mille. Volevo aggiungere che come Comune di Camponogara anche quest'anno abbiamo aderito al centro antiviolenza di Mira, che è una bellissima iniziativa e che garantisce appunto diciamo così un po' di sollievo alle donne che sono quotidianamente oggetto di violenza. Non bisogna smetterla con quello, non è uno slogan, bisogna smetterla con queste cose e loro sono praticamente migliori di noi. Dobbiamo renderci conto di questo, perché lavorano come voi e si impegnano soprattutto per la famiglia, per la comunità, per la società, come e più di noi. E sono soggetti quotidianamente a questi soprusi. Abbiamo aderito diciamo, con orgoglio a questa iniziativa. Eravamo già presenti e lo saremo anche in futuro. Grazie. Bene, direi che più di così non si può. E dovete sapere che personalmente il sindaco ci ha portato, facendo dono da parte del comune di Camponogara, di 3 bellissimi libri sul territorio di Camponogara che andranno alle prime 3 classificate, dei volumi davvero storici, davvero di valore, quindi grazie anche di questo, grazie mille, passo la parola a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, io volevo fare 2 ringraziamenti particolari di cuore.
Allora, il primo, se mi concedete, volevo un applauso da parte di tutti, agli organizzatori e anche ai collaboratori che abbiamo in cucina, perché se siamo qua abbiamo mangiato tutti e un ringraziamento a loro che sono qua come volontari e ci aiutano dalla mattina alla sera. Un secondo ringraziamento volevo farlo anche all'amministrazione comunale, che c'è qua il sindaco, ci sono vari assessori. Li ringrazio per tutto quello che fanno, che hanno fatto, ci hanno fatto parecchi lavori anche nell'ultimo periodo, sono sempre al nostro fianco e io li ringrazio di cuore, da parte della società Martori Cracovia. Grazie. Ringrazio anch'io perché veramente di realtà ne vedo tante, ma organizzate come queste, con questi spazi presenti, disponibili veramente per tutti e per tutto, per un sacco di occasioni e di opportunità, non è da tutti. Quindi siate felici veramente dei spazi di cui potrete usufruire, per i bambini che ci possono giocare, per tutte le belle iniziative che vengono qui fatte. Quindi veramente di cuore ancora grazie a tutta l'amministrazione e al comune che ci ospita. Allora, c'è un'improvvisata, Renato, perché giustamente prima c'è stato un po' un inghippo e è giusto ripetere la cosa. Abbiamo la nostra Miss Woman Day del 2025, la vogliamo rifare sfilare, che è bella come il sole, la nostra Elisa Carestiato. Sotto un cielo di sogni ci siamo incontrati, due cuori solitari, ora legati. Ogni sguardo un sorriso, ogni parola un sogno. Due anime che si cercano in un amore profondo.
Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Le tue mani nelle mie, un calore infinito, ogni bacio un'eternità, ogni abbraccio un invito. Nelle tempeste della vita, tu sei il mio rifugio, con te tutto è chiaro, niente più un enigma. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Ogni passo che facciamo, un viaggio senza fine, ogni sogno che sogniamo, un futuro da scrivere insieme. Con te ho trovato casa, in ogni tuo respiro, per sempre oltre il nostro amore sarà vivo. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. La notte è giovane, la luna brilla, suoni che pulsano, il ritmo mi conquista. Le luci che scorrono, la vita è un'onda, sorrisi e sguardi, l'energia ci avvolge. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. Questa notte è nostra, viviamola alla grande. I colori si mescolano, siamo tutti uno. La musica ci unisce, il battito è comune. Libera la mente, lasciati andare, qui e ora niente ci può fermare. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. I colori si mescolano, siamo tutti uno. La musica ci unisce, il battito è comune. Libera la mente, lasciati andare, qui e ora niente ci può fermare. Oh, oh. Alza le mani e senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba.
finendo la sfilata e gliela facciamo pure chiudere ovviamente. Elisa Carestiato, Miss Woman Day 2025. Elisa è stata eletta Miss Woman Day 2025 sotto il diluvio universale. Lei ci ha creduto fino in fondo e ci è riuscita, ha portato a casa la coroncina e la fascia, ed è questa la tenacia che io voglio qui sempre costantemente da tutte queste ragazze che ogni anno si prestano e sfilano per noi, per questa bellissima iniziativa che, ricordo, non è solo di bellezza ma è soprattutto di cuore, di solidarietà. Quindi un grazie immenso veramente ad Elisa in primis, che è qui con noi e mi seguirà anche nelle prossime puntate, nelle prossime date. Ricordiamo la finalissima di agosto 22 e vi aspettiamo. Seguiteci sui social così avrete modo di capire quando, dove, come, orario e quant'altro. Elisa, vieni qui con me perché io mica ti lascio andare, gustiamocela ancora questa bellezza. Eccola, il fotografo ne approfitta subito. Prendiamo ancora un po' di tempo giusto per gli ultimi conteggi, per vedere ovviamente la classifica. Volevo farlo annunciare a te. Abbiamo un altro momento magico di danza. Le chiami tu? Chiamo le ballerine per il prossimo pezzo. Per voi le ragazze di Dance and Activity. Nel cuore della notte brilli come una fiamma, con il tuo sguardo ardente accendi ogni dramma. Ogni passo che fai lascia un segno di fuoco, con la tua passione pura ci porti nel gioco. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore, ogni momento con te è un attimo d'ardore. Che illumina la strada, ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce, con la forza di un vulcano che esplode. Nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore,
scintilla che illumina la strada, da ogni tuo sorriso una fiamma che non svanisce. Con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Tra mille fiamme tu sei la regina, nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua energia divina. Offrire Miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore, ogni momento con te è un attimo d'ardore. Tra mille fiamme tu sei la regina, nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua energia divina. A gentle soul, a radiant light, her laughter danced into the night, her beauty like the morning sky, forever shines though she's gone by. Though the world feels colder now, her warmth remains, her love somehow. She's the whisper in the breeze, the peace that sets our hearts at ease. Dance Activity, Veronica Volpato, Davide Turrin. Grazie ragazze, beccatevi sto applauso che ve lo siete meritato, eccole qua, brave, reduci da un saggio, mica facile resistere fino a quest'ora, bravissime. Allora, non è momento delle miss adesso, è un altro momento particolare, giusto per spezzare un po' le tensioni. Gigi, è il tuo momento, dov'è? Che si faccia vedere il momento della lotteria! Eccolo! Renato, ma tu mi scompigli i piani ogni volta. C'era Gigi già pronto qua e niente, io vado con la lotteria? Ah, vai tu dietro. È un bonello Renato ogni tanto. Dai Gigi, vieni, sì, è il vostro momento. Lascio a te la parola per spiegare un attimino le cose. Grazie Barbara. Allora, adesso loro pescano i numeri qua e io sono segno i premi all'altro collaboratore che li porta. Okay? Adesso i premi vengono pescati qua, cioè i numeri vengono pescati qua, i premi li faccio vedere io là, vengono portati direttamente. Okay? Tutto chiaro? Allora vai, io prendo posto qui. Io dico i numeri, ma pesca lui? Amore, come ti chiami? Tu sai che hai un compito molto difficile, perché tutti vogliono quel numero. Noi contiamo su di te, Tommaso, E? Marisa, contiamo su di voi. Siamo pronti? Facciamo un po' di suspense. Dov'è il mio DJ? Non c'è? Eccolo. No, non è sparito, lui è sempre presente, pronto. Facciamo un po' di suspense per questa lotteria. Troviamo la musichina giusta. Tommaso, quale manina? Sei super veloce tu, Mamma, un fulmine. E chi sei tu? Gaia. Vai Tommaso. Mescola ben. Numero 821. Chi ha vinto? Si faccia vedere, là in fondo! E là, complimenti! Ah, lei la facciamo correre, poverina! Beh, giusto, è giovane. Tommaso, siamo pronti con il numero 2, vai! 821,
bottiglia di vino. Ora abbiamo il numero 829. Chi è? Sempre laggiù, tutto laggiù. Wow! Vai, 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 consegniamo. Ecco, allora Tommaso fa il terzo, poi ti faccio fare il quarto perché Renato è peggio dei bambini. Vai, vai Tommaso. Esce il numero 866. Dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è? Vogliamo vedere chi è? C'è qualcuno? Kibbutz, come funziona in questo caso? C'è. Ah, ecco. Venghino. 866. È tuo. Brava, complimenti. Allora, aspetta, ce lo consenti Tommaso un attimo. Dai, aspetta un attimo, vieni Renatino, dai. Facciamo la suspense, più suspense ancora. Non l'ha mai fatto e questo è un augurio. Pesca ben, vai. Il bus. Mina. Voilà, cosa è saltato fuori? Vediamo un po'. Allora, un'altra bottiglia di vino. Vediamo se sei più bravo di Tommaso. Intanto abbiamo cambiato completamente. Siamo più bassi. È uscito il numero 544. Chi è? Faccia avanti. Dov'è? È presente, non è presente? Deve esserci, non può essere scappato. 544. Me la bevo io? No, non far finta Marco. Non ti diamo niente a te. Porti a casa te. Chi è? Sei tu la vincitrice, ma va? Dimmi. Allora, devo fare degli auguri nel mentre che aspettiamo il 544 a Michela. Auguri, abbiamo tanti auguri a te. Sì che ce l'abbiamo. Vai, non diciamo quanti ne fa. 49. Vabbè, l'abbiamo detto. È uscito il numero 542. Chi è e cosa vince? 542. Eccolo, lo vedo. Controllate bene, Eccolo qua. Avanti con le bottiglie di vino. Vai Tommaso, gira. Abbiamo il numero 589. Chi ha vinto questa bottiglia di vino? Venghi. Dai che Gaia ha voglia di correre. Dove andiamo? Andiamo a? Dov'è? Qua arrivano tutti tardi. Lo ripetiamo, che numero era? 589. Dov'è? Si è perso? Ci deve essere, giusto? È 1, 2, 3. Tempo scaduto. Andiamo avanti. Vai Tommaso. Vediamo cosa esce adesso.
Cambiamo, benissimo. 688, 688. Dai che la bottiglia di vino t'aspetta. Beh, non la vuole proprio nessuno qua, ce la beviamo noi. 688, non pervenuto. Sarà andata a casa Elise. Dai, cioè, stava meglio qua, cosa va a fare a casa? 688, tu. Oh, cioè, chi è? Oh, ecco, con calma. Eccola qua. Era timida, non sentiva, no. Scopo ritardato, ma ci siamo arrivati. Eccola qua, complimenti. Andata anche questa, brava. Vai Tommaso, una bellissima borsa per il mare, Summer. Vediamo un po' cosa esce. Là, che numerone! 666, 666. Vediamo chi è, chi si aggiudica questa borsa. Vediamo. Lo ricordiamo e ringraziamo che gli autori della lotteria e chi ha comprato i biglietti, tutto ovviamente per il comune di Camponogara, quindi tutto il contributo che avete dato per questa lotteria ovviamente va a fini benefici per il vostro comune, quindi ancora grazie per aver partecipato alla cosa. Ecco, aspetta, che qua mi balza l'occhio, bellissimo. Lei deve fare la passerella, venga con me, perché questa le dona, faccia le cose fatte bene. No, dov'è? No, non così, non si esponga troppo. Beh, ok, venga con me. Vedi che ci sa già fare. Come ti chiami? Graziano. E Renato, il prossimo anno anche maschi? Mister, no? Sosbeca. No, ma chi ha detto? Però visto che ti dona, sei anche in tinta, guarda qua, fatti la passerella. E DJ, mettiamo su una musichetta per Graziano. Sì, diamo soddisfazione alla lotteria. Va che roba. Vai, è tutta tua la passerella, Graziano. Adesso arriva, con calma, arriva tutto. Pronto, preparati, eccola qua. Perché ti sei meritato oltre al premio un bacio anche della nostra Miss. Scusa, guarda come corre adesso, Ariola, sapevo io. Eccolo qua. Se ti vuoi fermare vedi tu, insomma. Ecco, comunque complimenti Graziano, bello, mi è piaciuto, sei stato bravissimo. Andiamo avanti con la lotteria. Il numerino, ti sei divertita, vero? Hai visto? Che buffo. Vai Tommaso. Abbiamo il numero 817. Chi è? 817. Eccola, sempre dal fondo che arriva. Vedi che è molto più veloce di Graziano lei, brava. Bravissima. Vai Tommaso che peschiamo ancora. Qua se magna, va che bella cesta. E questa se la aggiudica il numero 876, 876. Chi è? Ti conviene venire perché c'è un sacco di roba buona qua. Chi è? Non c'è sta? Ce la portiamo a casa noi? C'è o non c'è? Eccola la signora, buon gustaia, mosse cucina domani, Eccola là. Renato, ma tu un numero ce l'hai? No, come ti faccio a far vincere io? Ah, tua sorella, si gioca in casa. Ok, vai Tommaso.
Prossima cesta va al numero 511, 511. Chi è? Dov'è? Eccoli, è sempre dal fondo. Wow! Ha vinto già? Tu dici? È fortunata. Brava! Abbiamo ancora sempre più grandi qua. Mamma mia, queste sono special. Offerte dagli amatori calcroci. Quindi li ringraziamo sentitamente. Va che premi che abbiamo qua. Vai Tommaso, mescola bene. Numero. Intanto c'è un 6, poi c'è un 2 e poi c'è un 4, 624. Chi è? 624. Mi tocca far come all'asta. 624 e 1. È lui? Ah, che flemma. Guardi che lei ha vinto una super cesta. Ci mostri l'entusiasmo. No, se ne scappa, dove va? Non è lei. Cos'è? Ah, se baciami. E adesso abbiamo dato il là, basta, ma che roba. Lei è contento anche senza cesta. Giustamente. Complimenti. Vai Tommaso. Altra cesta, sempre offerta da amatori. Vediamo chi se la aggiudica. Questa pesa, faccio veloce. 696, 696. Forza che pesa. Dai. Chi viene a ritirare? 696. Forza, fateci vedere. Lanciate un urlo, un segnale. 696 e 1. 696 e 2. No, ho fatto finta. 696 e 3. Tempo scaduto, basta, ho deciso io. Vai Tommaso, andiamo avanti. Forza, perché qua facciamo muscolo. Su. Vediamo. Vicino. 677. Chi è? 677. Vediamo un po'. Sento un urlo, va che roba, vieni, di corsa. Amore, pesa, ce la fai? Aspetta che arrivano i rinforzi. Guarda che brava Gaia, super muscolosa e preparata, ci piace questo staff. Complimenti per la cesta, bravi. Complimenti davvero, ecco qua che arrivano i rinforzi. Bene. È l'ultima cesta, ecco qua, sempre offerta dai nostri amatori. Va quanta roba, vai Tommaso. È l'ultimo premio quindi. Ecco, allora aspetta, creiamo un po' più di suspense della suspense. Appoggiala, sì, perché poraccia veramente, se no non ce la fa. Oh, siamo alti. C'è un 8. Suspense. C'è un 2. Sulle mani. 820. Chi è che mangia questa sera questa meravigliosa cesta? E là, sempre dal fondo. Aspetta, perché pesa sul serio. Qua ci servono rinforzi. Sono in 2 addirittura. Ci siamo? E vado a verificare perché qua. Allora, ma io non ho capito niente. Chi ha vinto di voi? Chi è? Tutte e due avete vinto. Lei, come ti chiami? Angelica, dove è andata a finire? Ah, te l'hanno portata lì. Allora, Angelica, vieni qua, anche tu. Tu sei l'amica di Angelica? Beatrice, anche tu. Tu sei la sua migliore amica addirittura. E tu chi sei? Vittoria, venite con me che così chiudiamo in bellezza. Oh, vi faccio stare vicino alla Miss. Eccola qua, quando vi ricapita. Tra un po' di anni vi voglio vedere, Dai, scatenatevi fotografi qua. Guarda quante bellezze che abbiamo. Dai. Un super applauso alla Miss e alle piccole Miss. Eccole qua, le nostre donne del futuro. Va che roba, va che belle che siete. Complimenti ragazze, veramente.
A me i bambini e le bambine fanno un sacco di tenerezza, quindi è giusto dedicare anche a loro il loro momento. Brave, le nostre principesse di Calcroci qua. Renato, mi sa che tu sventoli un foglio non a caso, perché vuol dire che siamo pronti. Ok. Di nuovo, ci hai preso gusto pure tu? Dai, allora ti passo parola, vai. Stavi bene attenta. Quando saranno tutte qui, segnalamelo e vieni vicino a me, perché la giuria ha deciso di fare una fascia speciale. Non dico altro. Ok? Renato è quello delle sorprese, sempre, mi fa gli scherzi. Allora, siamo pronti, però io volevo ricogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto i nostri sponsor qui presenti questa sera, che hanno concesso quindi questa meravigliosa serata. BF Stone, la Fioreria Lucarda, Gioielleria Jimmy O, Parrucchieri Salone Anna di Calcroci, Pixel Viaggi, Little Prince e ovviamente tutto il comune e l'amministrazione di Calcroci che ci ha concesso questo meraviglioso spazio. Allora, c'è un po' di musichina che la mettiamo su, che così chiamo le nostre ragazze. Sì. Eccola. Ragazze, è il vostro momento. Dai, venite qua, uscite, forza. In un mondo che gira senza sosta, ognuno cerca il suo posto, una risposta tra sogni, speranze, lacrime e sorrisi. La vita ci chiama ma indecisi. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci e ombre divine. Ogni istante è un dono da scoprire. La vita ci chiama, ma vivere e sentire. Dal primo respiro, ogni passo, troviamo l'amore. La giuria qui presente, che ha portato pazienza fino a questa sera, che si è prestata a votare le nostre ragazze, a partire da Olimpio Zago, Federico Martellato, Stefano Pink, Sara Calzavara, Andrea Duga. Un grosso applauso anche a loro. Renato. Prendo tempo io, canto intanto, perché c'era una sorpresa riguardante le fasce. Renato, noi siamo pronti, anche tu. Allora ti passo parola. Vieni un pochino vicino a me. È un momento, eccolo qui. Lo so, allora, ho capito che c'è una surprise. Vai. Come sapete dal regolamento noi possiamo anche assegnare delle fasce speciali. Stasera è un momento di quelle, visto che i momenti sono stati toccanti eccetera. La giuria ha deciso di premiare con una fascia speciale colei che diventerà una delle miss abbastanza importanti, perché noi viviamo anche facendo molta solidarietà durante l'anno. È stato ascoltato bene tutti, sono stati ascoltati bene tutti i messaggi per la sua semplicità, ma per la sua, diciamo, il suo messaggio proprio è andato diretto, dritto. Vince la fascia speciale Nicole Piccolo. Complimenti Nicole, è tutta tua, eccola qui. Premia Renato Trincanato, presidente di Miss Woman Day e di Miss Riviera del Brenta.
bellissima rosa, una bellissima foto. Sì, la facciamo sfilare ovviamente, dai, eccola qua, un grossissimo applauso per questa meravigliosa fascia. Nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. Lontano dalle ombre della realtà, si rincorrono in cieli di fantasia, tra sirene e pirati, avventure da vivere, ogni istante è una meraviglia da scoprire. Andiamo bene qua, andiamo bene là. Ecco, aspetta, Chiara, vieni qua. Oh, esprimiti. Allora, buonasera a tutti. Io scusatemi, tanto appaio così per dare delle direttive. Allora sì, per le premiazioni, quindi mi faccio accomodare al centro, che così insomma tra le miss abbiamo una panoramica un po' più carina. Nel frattempo stiamo vedendo Stefano che stiamo dando una rosa per ogni ragazza, perché appunto come serata un dono per ciascuna è giusto così, ecco, da parte della floreria Ducalda, ok? Quindi niente, tutto qua. Bravi, bravissimi. Guarda quest'uomo come si presta, perché lei non l'ha detto, ma è il fidanzato. Ah, che roba! Vedi, dove lo troviamo un altro così? Cosa? No, cosa c'entri tu, Renato? Cosa sta di? Io non ho sentito niente, non si usa più. Se sei in trio, sì. Oh, abbiamo un pochetto di musica, dai, mettiamola poco su, per questo romantico momento di rose. Va che roba! Le luci della sera accarezzano i tuoi occhi, i nostri passi lenti su questa strada che finisce qui, le parole non dette, i silenzi tra di noi, il tempo che scorre e ci porta lontano. E ti ricorderò come un sogno in una notte d'estate, le risate, le lacrime, le promesse, le paure. E ti porterò nel cuore anche quando sarà tutto finito, nel battito di un attimo, nel sospiro. Sì, assolutamente. Poi la rosa tu, Marco, no? Che c'entra, dai. Fai le foto. Allora, siamo pronti, Elisa? Dunque, c'è una sesta classificata, partiamo da lì. Sesta classificata, Miss GMO 2026, riceve il premio da Gioielleria Emanuele Compagno, premia al posto di Emanuele Andrea, dove sta? Tocca a te. Non se l'aspettava? Sempre te. Lui quando manca qualcuno, Andrea, è una garanzia quest'uomo. Ormai è esperto di fasce, poi. Allora, la vuoi dire tu la sesta classificata? Sì. Fammi vedere che spio. La sesta classificata è la numero, alziamo la voce. La concorrente numero 6, Giada Canto. Ricorderò come un sogno in una notte d'estate, le risate, le lacrime, le promesse, le paure. E ti porterò nel cuore anche quando sarà tutto finito, nel battito di un attimo, nel sospiro di un addio.
Under the sky that breathes, two smiles light up the evening. Like beacons in the silence, they illuminate every sense. You, sweet muses of my heart. VF Stone 2026 che ottiene un buon acquisto dal VF Stone. Chi premia qua, Renato? Era distratto? Andrea Duca? No. VF Stone, chiamiamo qualcuno? C'è qualcuno? Che viene qua a dare la fascia? Chi arriva? C'è qualcuno? Aspetta. C'è. Oh, eccolo qui. Ti offri volontario, giusto? Che sacrificio. Allora, la quinta classificata che si aggiudica la fascia di Miss VF Stone 2026 è... Elisa, dillo tu. La numero 2, Atena Canzian. I stay to watch you, like a dream revealing itself. Every word I dedicate to you becomes an embrace that never fades away. Under the springtime sky, two stars shine so sincerely. You are the beauty that sings in my heart, where you'll always belong. Per la quarta classificata Mix Pixel Viaggi 2026 riceve un premio da viaggio, la mandiamo in viaggio. Premia Antonella Malvestio, no. Federico, eccolo qui, già pronto con la fascia in mano. Federico che è sempre cotitolare, giusto? Eccolo qui, giustamente volevamo un uomo. Dunque, Elisa, vai anche tu a dare il nome della quarta classificata Mix Pixel Viaggi 2026 è... La Miss che porta il numero 10, Aurora Marzaro. Under the springtime sky, two stars shine so sincerely. You are the beauty that sings in my heart, where you'll always. E sotto il cielo che respira, due sorrisi accendono la sera. Come fari nel silenzio, illuminano ogni senso. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore. Sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Nel riflesso di un tramonto c'è la luce del vostro mondo. Ogni passo che fate qui trasforma il tempo in melodia. Voi dolci muse del mio cuore. Siamo agli ultime tre fasce, terzo, secondo e primo posto, e lo ricordo che queste tre ragazze riceveranno dei libri offerti dal comune di Camponogara, ovvero dei volumi speciali. Quindi io li ho visti prima, li ho sfogliati, veramente vi invidio, perché non è da tutti avere dei libri così, quindi teneteveli cari.
Allora, terza classificata, Miss Camponogara 2026, riceve una cesta, un mazzo di fiori offerto dalla Fioreria Lucarda del comune di Camponogara e Amatori Calcroci. Premia è il gioiello. Chi premia, Renato? Fammi un cenno. Il nostro Luigi premia? Chi se la sente di premiare? Eccolo, eccolo, eccolo. Il nostro assessore, il nostro Olimpio Zago, eccolo qua. Assessore comunale, pronto con la fascia in mano, i fiori, la fascia. Anche lui fasciato. Abbiamo due fasciati. Non facciamo confusione, che magari non gli passa l'altra fascia. Elisa, la terza classificata, Miss Camponogara 2026 è a suspense. La numero 9, Gioia Biondo. Ecco la nostra Gioia! Complimenti! Una passerella anche per lei. Un sacco di premi, complimenti. Saliamo ancora più su con la Miss Amatori Calcroci. Ottiene un paio di occhiali da sole offerti da Amatori Calcroci, un buon acquisto offerto da BF Stone con un mazzo di fiori offerto dalla Fioreria Lucarda. Premiano Luigi, Gigi, c'è, eccolo, sì, si sta aggiustando la cravatta che non ha. Bravo, bravo, anche il tifo, ero là, è pronto, lì a raccogliere la fascia per le premiazioni. È pronto, allora, seconda classificata, Miss Amatori Calcroci, è la numero 4, Sofia Tofanin. Sì, non è da tutti, si chiama esperienza, ma quante ne fasci di donne tu all'anno, non è da dire, non lo diciamo, però veramente complimenti, perché bravo veramente. Renato, vado là, perché Renato è una sorpresa, è una brutta notizia, no, spengo il microfono, no. Ok, vai. Non è, come avrà visto la Presidente
regalato un paio di occhiali, ma lei non ci vede e si è trasformata in una borsa, no? Semplicemente gli occhiali non sono arrivati in tempo e hanno optato per una borsa, tutto lì. Allora, componiamo chi premia. Innanzitutto il presidente, quindi l'assessore. Dopodiché il nostro signor Stefano, prego, la premiazione. Stefano seduto della figlia. Tu, proprio tu, sì. Vai. Guarda che sono io che voglio dire stasera, mi dispiace. Vai pure a premiare. Certo. La serata delle improvvisazioni, vai! Abbiamo l'onore di avere qua il sindaco del Campodara, quindi se alla cortesia di lei anche dai, buttate! La presenza del sindaco del Campodara mi farebbe piacere che Infatti adesso arrivava anche il sindaco, poi volevo che si alzasse anche Sara, visto che ha fatto parte della giuria. Naturalmente premierà anche l'uscente Miss Women's Day, quindi Elisa, che ahimè cede la corona, ma lei resterà sempre negli annali Miss Women's Day 2025. Bene, e adesso scopriamo chi ha vinto quest'anno. Che responsabilità, Renato. Ti pare poco, dillo tu! Vince niente poco di meno che un voucher vacanza da 150 euro messo in palio dalla Pixel Viaggi, quindi farei un applauso, e un altro buono da 150 euro messo a disposizione della BF Stones, oltre che al libro, oltre che ai fiori, insomma ricchi premi, anche gli altri hanno avuto ricchi premi, è la verità. Questo è un po' più, e in più la corona, ovviamente. Corona poi fatta anche a mano da parte della nostra Anna, che lei capisce è qui con noi, è venuta qui con gli zii. Ha le manine magiche la nostra Anna, È in incognita, ma noi la ringraziamo perché fa di quei capolavori non da poco. Anna Butterfly, sì, lo diciamo, la ringraziamo perché è sempre stata con noi lì vicino. Dov'è? Eccola lì, non è tanto in incognita allora, vedi, eccola lì, che splendore. Ci siamo, adesso è giunto il momento, siete morti a sufficienza, qua sono di aspettare. Elisa, ti dispiace un pochino? Sì, ma so che comunque la prossima ragazza vivrà intanto sempre belle esperienze di sicuro. Che cambia e non si vede da prendere perché si incontrano persone tanto belle, ci si diverte un sacco, però come dicevo prima ha anche una grande responsabilità. Però questa sera le ho conosciute tutte e come ho detto prima tutte sarebbero degne di portare questa corona, quindi auguro buona fortuna alla futura Miss Woman Day e sii orgogliosa del tuo risultato perché non è una cosa da poco. Assolutamente sì, grazie del messaggio Elisa, veramente. Siamo pronti ad eleggere la nostra Miss Woman Day 2026, che è la numero, ma che schiera di uomini tutti pronti e attenti, Sempre più su il volume lo voglio, ancora più su. 12, Jessica Doglio!
chiudiamo con un messaggio di Renato che mi chiede, ormai si è preso gusto col microfono, vai! E volevo anche fare i complimenti a tutte le fasciate che c'erano già, perché vi farà piacere sapere che eravate tutte in graduatoria da fascia, quindi brave, brave, brave anche voi, tutte quante meritevoli della fascia di Miss di quest'anno, Miss Riviera del Brenta 2026, quindi vi aspettiamo tutte alla finale del 22 agosto. Grazie a tutti, grazie Barbara, farei un bel applauso alla nostra Barbara Morella. Io vi saluto e do il microfono a Barbara, buonanotte e buon rientro a tutti. Ringrazio anche il pubblico, ringrazio il tempo che ha retto, il nostro DJ, i nostri fotografi. Seguiteci sui social, Miss Riviera del Brenta, guardate la prossima location, i prossimi appuntamenti. Non scappate, ci sono le foto di Rito, mi raccomando. Grazie a Renato e a Chiara Trincarato e a Deborah ovviamente che ha seguito il tutto e le premiazioni. Grazie a voi, buonanotte, a prestissimo! Sotto il cielo stellato, noi due non importa cosa accade. Tu giura infinito amore cresce, balliamo come in un sogno.